Ciao a tutti ragazzi, come va? Oggi siamo live di nuovo da Siurgus Donigala. Innanzitutto ci frequentiamo mentre aspettiamo appunto che arriviate online numerosi. Appena entrate ci vedete, dateci un cenno, commentate, mettete mi piace, condividete con i vostri amici e soprattutto fateci sapere se ci vedete bene e soprattutto se ci sentite. Ci presentiamo, io sono Claudia. Io sono Barbara. E insieme abbiamo creato Jenna Tours, perché appunto io sono una guida turistica, adoriamo entrambe la Sardegna, lei è l'autista e quindi portiamo in giro tutti i turisti e anche persone della Sardegna stessa, esatto, appassionati. Ovviamente in questo momento non possiamo, per ovvi motivi, non possiamo andare in giro perennemente e quindi abbiamo creato il progetto L'aria buona di Jenna Tours. Vai, Esatto. raccontaci tu come è nato questo nome. Il motivo un po' per disperazione, perché appunto non possiamo fare i nostri tour. No! No, e poi perché è bello restare sempre attivi e quindi abbiamo capito che c'è bisogno di aria buona, di cambiare aria. Esatto. E ci proviamo nella speranza che poi appena potremo fare nuovamente i tour di persona sarete numerosi anche in quel caso magari con l'aria buona di Jenna Tours vi invogliamo, appena saremo liberi, esatto, a fare i tour nella nostra terra che molto spesso non conosciamo poi così bene neanche noi, quindi questo assolutissimamente. C'è sempre da imparare, ecco. Esatto, e poi appunto volevamo, proprio perché il nostro nome Jenna, come la stragrande maggioranza di voi saprà, vuol dire porta, quindi volevamo appunto che ispirasse, diciamo, ci fosse attraverso la porta su cui noi stiamo ad accogliervi, ci fosse appunto aria fresca, aria una buona. ventata di aria buona. Esatto. Allora, eccovi intanto, ciao a tutti, ciao Marco, ciao Paolo, grazie tantissime. Benissimo, quindi direi a questo punto di cominciare subito con la presentazione dell'ospite di oggi, che è Melania. Ciao Meli, ciao a tutti, buonasera. Grazie tantissime per averci ricevuto nella tua bellissima Siurgus Donigala. Grazie a voi per avermi invitato. No, assolutamente era il minimo, considerata appunto la tua esperienza e il fatto appunto che ovviamente non potevamo non, in tutti i nostri giri, anche se virtuali, non potevamo non toccare Siurgus Donigala. Benissimo, allora innanzitutto io direi a questo punto di lanciarci immediatamente e far vedere innanzitutto dove siamo, ok? Esatto, quindi, sì. Vediamo subito per quelli di noi, cioè insomma del pubblico che non sanno esattamente dove è Siurgus, perché appunto ovviamente abbiamo chi ci segue anche da oltremare, quindi giusto tra vedere e non vedere abbiamo tutta l'Europa, ok, Italia, andiamo dritti in Sardegna e il pallino rosso è Siurgus Donigala, ok, che appunto come vedete è molto vicino al lago di Mulargia, giusto? Infatti se non erro tu appunto ci hai inviato delle foto anche proprio con il lago. Andiamo sì, subito. Il lago fa parte del paese. Ah, ecco, esatto, fa parte. Ne andiamo orgogliosi anche di questo, come del nuraghe, abbiamo tantissime cose. Assolutamente sì, infatti andiamo subito a vedere le foto che ci hai mandato, proprio così nel frattempo ci cominci a raccontare di questo paese bellissimo che appunto ha due nomi, giusto? Non possiamo non notarlo. Esatto. Proprio ecco, in origine Siurgus Donigala, scusami, in origine Siurgus Donigala erano due paesi separati. Sono stati uniti nel 1927 dal re Vittorio Emanuele. Proprio poiché in origine erano separati, c'erano delle forti distinzioni anche nel vestiario. Giusto. Oltretutto, tra poco vi farò vedere anche delle foto degli abiti. Ovviamente le nostre ricerche come gruppo folk sono continue, quindi oggi abbiamo trovato un pezzo, ieri abbiamo trovato qualcos'altro e quindi nessuno vieta che domani troveremo qualcos'altro, quindi è una ricerca continua.
Esatto, esatto. Io nel frattempo appunto ho fatto vedere le bellissime foto che ci hai mandato, quindi innanzitutto grazie a chi appunto te le ha fornite, ringraziamo. E vedo appunto che tra l'altro c'è anche un nuraghe proprio all'interno del paese, mi Esatto, sì, 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 esatto. Proprio in questo periodo stanno facendo dei lavori per riuscire a riportare un po' attorno c'è un villaggio che purtroppo non si vede bene e quindi stanno cercando di fare dei lavori per ritrovare un po' tutti i villaggetti che c'erano attorno. Ho capito, ho capito. Quindi c'era proprio un villaggio nuragico intorno al nuraghe praticamente. E quindi Esatto, sì, Urgus Donigala è cresciuta praticamente sopra, diciamo, i resti. Quindi è un paese antichissimo, di una tradizione antichissima, mi sembra di sì, capire, sì, sì, giusto? esatto, esattamente. Ho capito. Benissimo, benissimo. Quindi diciamo, ricapitolando, Siurgus e Donigala erano due paesi che poi si sono uniti Che poi e hanno unito. Ha hanno unito il re Vittorio Emanuele III nel 1927, sono stati uniti. Sì, ho capito, sì. benissimo, E benissimo. siccome infatti c'erano delle distinzioni anche proprio nel vestiario, eh. Adesso vi mostrerò l'abito di Siurgus e l'abito di Donigala. Esatto, esatto, sì, Proprio infatti, così. perché io vedo che Melania si sta proprio lanciando nel bel mezzo del tema della nostra puntata e questo proprio esatto, diciamo, per chi ovviamente ancora non fosse stato chiaro, andremo ad affrontare esattamente proprio il tema dell'abito tradizionale sardo e poi appunto per la precisione proprio quello di Siurgus Donigala, che appunto sono differenti. Ok, quindi Esatto, sì. esatto, esatto. Quindi sostanzialmente per chi appunto di voi molto spesso noi diciamo vogliamo fare una precisazione, ci piaceva farla perché Melania ha puntato molto su questa cosa. Spesso e volentieri l'abito tradizionale viene definito costume, però è anche vero che purtroppo l'accezione della connotazione del termine costume spesso la dà adito a pensare a una mascherata, diciamo qualcosa che non è reale. Invece, Melania, correggimi se sbaglio, si chiama abito tradizionale proprio perché sino praticamente a neanche un secolo fa, sino praticamente a 50 anni fa, Era le nostre l'abito che indossavano tutti. esatto, esatto, esatto. Era un abito che veniva utilizzato praticamente da tutti, ovviamente con le dovute differenze, giusto? Perché c'erano Certo, tantissime tipologie di abiti, c'era appunto l'abito di gala che è quello che andremo a vedere, ma c'era anche l'abito appunto delle contadine, dei contadini, quindi comunque certo, certo. di differenze. Comunque, come oggigiorno ci vestiamo in maniera differente, anche in quei periodi, cioè, non immaginiamoci un paese vestito completamente uguale, non come le divise. Ovviamente tutti avevano un qualcosa di diverso. Poi, Certo. naturalmente, si definiva in abito da poveri, abito da ricco, abito da gala, però, diciamo, in grandi linee sì, era quello, però era differente. Certo, certo, né più nemmeno come oggi, che comunque la moda magari dà il via con una tipologia, che ne so, i risvoltini di oggi, di questo periodo, che adesso più o meno male c'hanno tutti, però chi li porta in un modo, chi li porta in un altro, più o meno Sì, era una cosa di sintetizzando così, sì. e vedi proprio molto, molto ecco, ovviamente con Esatto, le dovute differenze. certo. Esatto, perfetto. Benissimo, Ok, allora direi che a questo punto intanto vorrei farvi vedere il video che appunto che abbiamo preparato ieri grazie a Melania che ci ha mostrato l'abito, insomma, in modo tale da che possiate vedere un po' quali sono le componenti dell'abito tradizionale sardo. perfetto. Ehi, ciao Melania, grazie tantissime per averci ricevuto. Grazie a voi. Ok, oggi andiamo a spiegare e conoscere l'abito tradizionale sardo, più precisamente uno degli abiti di Siurgus Donigala, giusto? Esatto. Ok, quindi raccontaci un po' quali sono le caratteristiche principali dell'abito. Allora, abbiamo Saunedda, come potete vedere, che è in broccato nero con questi motivi floreali dorati. Subito sopra Saunedda abbiamo Sudeventari, ovvero il grembiule,
che anche questo è tutto nero con il motivo dorato sulla base, come potete vedere. Perfetto. Poi abbiamo Sagamisa. Sagamisa è in cotone bianco, come potete vedere ha questi decori sul collo e anche sui polsini, come potete vedere qua. Benissimo, ed è in cotone, giusto? Ed è in cotone, esattamente. Poi abbiamo anche Sugossu. Sugossu, quello come potete vedere, è in brocato verde, anche egli dei motivi floreali, come potete vedere. Benissimo, Si è chiude con i bellissimo. lacci. Sì, Si vede bene? sì, sì, assolutamente. Ok. La gonna e il grembiule hanno 60 anni. Erano di mia zia. Wow. Infatti è un po' rovinata, ma c'è l'età. È bellissima, io trovo che sia assolutamente bellissima e soprattutto che comunque che tu utilizzi degli elementi dell'abito di tua zia proprio per portare un altro modo per portare avanti tutta la tradizione. Adesso andiamo a vedere il pezzo forte Andiamo su sciallu. su sciallo, che appunto è lo scialle. Esatto. Oh, wow. Abbiamo le frange in seta e anche Ok. il filo dei decori, come potete vedere, è in seta. Anche questo scialle ha 60 anni ed è sempre di mia zia, nonostante i colori siano rimasti così accesi, nonostante l'età. È spettacolare ed è tutto chiaramente fatto a mano, giusto? Esattamente. Ok, perfetto, grazie mille Melania. Grazie a voi. Eccoci, Bene. bellissimo, bellissimo, assolutamente. Più lo guardo quest'abito e più è veramente spettacolare, spettacolare. Grazie, grazie. Benissimo, allora a questo punto quindi direi che possiamo, visto che appunto che abbiamo visto un po' quali sono gli elementi che costituiscono l'abito tradizionale sardo, andiamo adesso a verificare più nel dettaglio e più da vicino l'abito di Siurgus e Donigala, diciamo, quindi visto che ci sono queste due differenze. Sì, perfetto. Possiamo andare all'abito di Siurgus, iniziamo con quello, visto che adesso abbiamo visto l'altro. Ok. Dovresti avere qualche foto che ho mandato, sì, perfetto. Allora, l'abito di Siurgus è composto da sagamisa, quindi la camicia, in cotone con pizzi sulla scollatura e sui polsini. Poi Perfetto. abbiamo Saunedda, esatto, qua vedi tre magnifiche ragazze. Saunedda che è una gonna in brocato nero con dei motivi floreali viola. E poi Ok. abbiamo Sugossu, che è un corsetto in brocato viola. Recentemente abbiamo trovato anche un pezzo originale di un Ogossu. Sì, sì, infatti intanto stavo facendo appunto verificare, stavo facendo vedere nelle foto, ecco in questa foto forse si vede ancora meglio appunto la camicia bianca con tutti i motivi Sì, col pizzo su, esatto, esatto. sul pizzo, sulla scollatura e sui polsini e appunto su viola, giusto? Che appunto era Perfetto. il colore di Siurgus. Oh, che Sì. belline, queste nelle bambine ancora si vede ancora meglio. Ecco, possiamo vedere anche proprio la gonna viola e Esatto. appunto su dei ventai. Ok. Sì, poi parlerò anche dei supplementari. Ecco qua, qua abbiamo, dovresti avere anche la foto singola del Sugossu. Eccolo qua, il Sugossu, questo è un pezzo originale di fine 800 ed è blu. E infatti, se potete vedere anche nella foto, è un po' rovinato, ma è dell'800, quindi ovviamente. Infatti, ma per dire appunto che dell'800 direi che si è mantenuto più Si è che bene. conservato bene, diciamo, sì. Perfetto. E quindi questo l'avete trovato appunto con una delle tante ricerche che avete fatto? Sì, sì, esatto. Mio fratello se ne è occupato di questo, sì. Che è il presidente del gruppo folk ed è un appassionato e quindi... Lui è il presidente del gruppo folk di Siurgus Donigala e lui fa delle ricerche, insomma, proprio diciamo come gruppo effettuate delle ricerche anche tramite repertorio fotografico e cose di questo Sì, tipo. collaboriamo tutti, siamo tutti giovani e quindi cerchiamo anche tramite racconti degli anziani o delle fotografie, insomma, cerchiamo di recuperare un po' di nozioni dappertutto.
Però Ok. tornando a Sugossu, volevo farti vedere magari la foto successiva. Questo gossu blu si abbinava solitamente con la gonna nera, Ah, ok, come possiamo vedere qua. esatto, sì. Esatto, poi anche questo è originale come Kossu, sempre viola, vedi la tonalità del viola è un po' diversa dagli altri che abbiamo visto, ma perché questo ovviamente è originale. Ok, Non è ok. semplice trovare tutte le stoffe proprio uguali, ma ci stiamo impegnando per Certo. questo. Ci Poi, credo. altra cosa, a seconda dello stato civile variava il copricapo. Ok, Sabagadia aveva il Sumucadori, come si vede anche in questa foto, anche questo, nell'altra. questo. Quindi Bagaria sarebbe la donna appunto nubile, giusto? Esatto, sì. Ok, Sumucadori è un fazzoletto bianco in seta. come Eccolo questo. qua. Esatto, sì. Perfetto. Mentre Sagoiada indossava su sciallo. È uno sciallo in tibel nero o marrone con dei motivi floreali, ricamati interamente a mano. Ok, quindi Sagoiada sarebbe la donna sposata, Sposata, giusto? esatto, sì, Perfetto, perfetto. Ok, ecco, sì. quindi in questo caso appunto abbiamo la donna, Che appunto, rappresenta sì, la donna esatto, sposata. Sì. ok, proprio perché ha lo scialle, perfetto. Sì. Infine abbiamo su Deventati, che è un grembiule in panno nero ricamato a mano sempre con i motivi floreali che riportano infatti ai ricami dello scialle. Ecco, qua abbiamo una rappresentazione delle diversità degli abiti proprio. Ai lati abbiamo quello di Donigala, al centro questi viola. Infatti Esatto, vediamo bene su Deventati come è ricamato. che ha dei motivi floreali, invece appunto negli altri abbiamo dei motivi, diciamo, a zig-zag Esatto, che quello poi è... vedremo dopo, ok. Mhm, esatto. Benissimo, benissimo, perfetto. Possiamo O anche allacciarci e parlare direttamente dell'abito di Donigala, certo, certo, visto che ce esatto. l'abbiamo già in foto. E proprio si Okay. distingue da quello di Siurgus proprio per, per i colori. E vi sono Okay, anche qui due varianti. cominciamo ad avere una domanda. Abbiamo Marco che chiede: "Ma è un abito da sposa a sposo?" Diciamo, questi sono abiti che venivano utilizzati, durante un matrimonio? Chiedono, chiede Allora, Marco. sì, venivano usati anche per il matrimonio. Tempi addietro, infatti, si usava proprio per il matrimonio sposarsi con l'abito tradizionale, quello di gala. Venivano anche seppellite alcune con l'abito tradizionale, purtroppo, per quello alcune cose sono difficili da trovare, però sappiamo che alcuni sono stati seppellite purtroppo con l'abito, però sì, veniva usato anche per il matrimonio. Anche per i matrimoni, questo proprio, questi che abbiamo visto. Ho Sì. capito, grazie. Grazie Marco, spero che questo risponda alla tua domanda. Sempre Marco ci chiede anche, c'è anche uno da vedova? Perché appunto Sì, dicevamo prima, esatto, dicevamo prima che c'è quello da nubile, quello da sposata e poi c'è anche quello da vedova? sì, 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 c'è anche l'abito da vedova che non c'è granché da dire perché è tutto nero. L'unica cosa che rimane bianca è la camicia, ma comunque una volta che ti metti lo scialle sopra, copre la camicia e quindi sei totalmente nero. Ok, vediamo subito. Abbiamo delle foto perché tu mi hai mandato delle foto, quindi andiamo a vederle. Sì, Allora, sì. subito. Ok, così rispondiamo a Marco. Perfetto. Ecco, questa appunto è la foto, diciamo, di una ragazza che rappresenta appunto la Sì, vedovanza, quindi tutto nero, lo scialle nero, la gonna nera, la camicia rimane bianca, giusto? sì, esatto. Ok, ok, perfetto, perfetto. E appunto abbiamo anche un'altra foto in cui sono rappresentate tutte e tre appunto gli status. Quindi a sinistra abbiamo la donna Sabagaria, quindi la donna single, la donna nubile, al centro Sagoiada, che appunto è la donna sposata, mentre a destra abbiamo la vedova. Giusto? Esatto. Sì, Perfetto, perfetto. benissimo. Ok, intanto Marco ti ringrazio appunto per le domande, spero appunto che ti abbiamo risposto, grazie Ah, mille anche appunto a tutti, ecco, ok, perfetto. Grazie appunto a tutti per possiamo...
partecipazione, infatti vedo che stanno arrivando tantissimi commenti, sono tutti molto felici appunto di vedere le tradizioni appunto che state portando avanti, quindi intanto complimenti davvero per tutto il lavoro che state facendo. Grazie, grazie. Perfetto. Lo facciamo per passione proprio. Se non hai la passione non puoi far parte di un gruppo folk, perché comunque è un impegno, non è facile. Assolutamente, assolutamente, è comprensibilissimo, anche perché comunque immagino che porti via tantissimo tempo, però appunto comunque vi Però ritorna molto insoddisfazione, sì, chiaramente. esatto, sì, assolutamente. Certo. Comunque, stavamo parlando dell'abito di Donigala. Ok, Infatti, sì. ok, ho detto che ci sono queste due varianti come colori anche qui. Ok. Abbiamo gonna in broccato nero con i motivi floreali dorati Sì. e poi sugossu è in broccato verde. Ok, L'altra questo variante, giusto. esatto, questo che vedi qua. Esatto, Sì? quindi vedete appunto si vede sotto il grembiule, si vede appunto la gonna che è nera e ha tutta una serie di motivi floreali dorati. Perfetto. E poi appunto su verde. E poi Esatto. questa è l'altra variante, Questa è giusto? l'altra variante, esatto. Questo è sugossu in broccato nero con dei motivi rossi e dorati, che veniva abbinato con la gonna in broccato interamente marron, con la trina dorata. Dovresti avere la foto? Ecco, Eccola questa. qua, la gonna interamente marron con la trina dorata che percorre la circonferenza della gonna, proprio sì, sulla... Esatto, Ecco, proprio lì. esatto, dovreste poterlo vedere perché ci sto passando il mouse sopra, ad ogni modo è proprio in basso verso la fine della gonna, vedete una linea dorata che poi prende l'intera circonferenza della gonna, ok? Esattamente, sì. Bellissima, E anche bellissima. per quanto riguarda questi abiti, il copricapo rimane lo stesso se è nubile su Mucadori e ovviamente se è sposata su Shald, come possiamo vedere qua. Qui abbiamo due bambine che ovviamente hanno su Moncadori e poi Sì. appunto nelle altre invece abbiamo lo scialle. Ecco, qua c'è tutta la famiglia. Oh, che bellino questo bambino, è bellissimo, anche lui con un abito tradizionale. Ok, Esatto. perfetto. Ecco qui infatti si vede appunto la bambina che ha su Moncadori e la mamma che appunto porta su scialle, che è bellissimo comunque perché con questi motivi floreali sono spettacolari. Sì, Ecco. esatto. Sì, sì, sì. Ok, benissimo. Quindi Sì, ecco anche qua. qua. Qui vediamo appunto su Deventai che appunto riporta quel ricamo dorato che abbiamo visto anche prima. Come puoi vedere qui, la ragazza che ha su Mucadori, Sì? puoi notare che su Gossu è più chiaro, proprio perché anche quest'abito è vecchio, è antico e quindi ovviamente si è un po' sbiadito il colore del Sugossu, però era verde anche questo, sì, è proprio datato. Caspita, beh, bellissimo che comunque riusciate appunto a portarlo e a farlo continuare a vivere in questo senso. Sì, ci teniamo molto a questo. Certo, certo, benissimo, perfetto. Ok, possiamo anche parlare del vestiario maschile se vuoi. Esatto, esatto. Allora, Ehm, qui la differenza era molto evidente per quanto riguarda il ricco e il povero. Queste sono due differenze sostanziali proprio già in quel periodo. Si notano anche adesso in generale, però già si notavano in quel periodo. Infatti abbiamo l'abito da povero, dovresti trovare qualche foto, Assolutamente sì, adesso arriva subito. così lo illustriamo bene. Ecco, qui abbiamo proprio il manichino dove c'è l'abito nella sua interezza proprio. Esatto, abbiamo l'abito da povero, quello lì sì, sagamisa, è una camicia sempre in cotone alla coreana. Quindi con Poi il abbiamo i collo. scrazzonisi. Ok. I scrazzonisi sono i pantaloni bianchi in cotone o in orbace a seconda della stagione.
Certo, perché l'orbace, essendo appunto, diciamo, deriva appunto dalla lana, ovviamente ha una, e veniva utilizzato esclusivamente durante il periodo invernale, perché Sì. Più pesante, certo. esatto, teneva più caldo. Poi Ok. abbiamo Sarroda, che è un gonnellino in orbace nero. Dovresti Ok, avere anche la esatto, qua abbiamo foto la di... foto, ok, da qua si vede già proprio Sì. mentre stanno ballando. Poi abbiamo, allora, abbiamo la gonna che, oh, aspetta, ok, eccola qua, perfetto, Eccolo questo qua, è sì. il gonnellino, ok, Sì, gonnellino in orbace nero, ok. E poi abbiamo su Groppetto, che è un gilet in orbace nero con abbottonatura a doppio petto e velluto liscio rosso. ok, Eccolo qua, quindi doppio ecco, petto, davanti esattamente. c'è la botonatura a doppio petto, mentre sul retro ha il Velluto liscio rosso. il velluto liscio rosso, ok, perfetto. E questo appunto quindi era l'abito. Ah, e poi chiaramente ci Poi sono. abbiamo i Scrazzas, che sono i gambaletti in orbace nero da indossare sopra i scrazzonisi. E ovviamente abbiamo la berrita, che era un copricapo in orbace arrotolato in avanti. Benissimo, ecco qui appunto lo possiamo vedere anche appunto da davanti. Qua Sì. chiaramente quello al centro invece è un Quello è abito l'abito da benestante o nobile. interessante, esatto. Esatto. Però Sì. la verità rimane Anche la stessa. sì, sì, esatto. Sì. Ok, Quindi mi perfetto. allaccio a parlare dell'abito da benestante o nobile. È Sì, stato riscoperto grazie alla dinastia Surgus-Donigalese di Don Raimondo de Muro ed è così composto. Abbiamo le foto anche di quello. arrivano, ok. Perfetto. Melania ci ha fornito di tantissime foto e per questo ringraziamo anche in questo caso appunto Sì, ringrazio anche tutti i ragazzi del gruppo Folk che hanno autorizzato, insomma, la visuale di tutte le loro foto e chi esatto, anche me le ha grazie mandate. tantissimo, Grazie a assolutamente. tutti. Certo, ok, Eccolo ecco. qua, l'abito da benestante o nobile. È composto da sagamisa, che è una camicia in cotone alla coreana, scusatemi, Sì. con dei pizzi cuciti sulla parte anteriore e sui pulsini. Ok, Poi abbiamo i scrazzonisi, è un pantalone in velluto nero, come possiamo vedere, infatti sì, resta anche più elegante come abito. Poi abbiamo un gilet, scusatemi, su groppetto che è un gilet imbrocato nero sulla parte anteriore e sì, velluto liscio sulla parte posteriore, ok, andiamo a con la vederlo. lacciatura ai fianchi con fiocchetti in brocato. Benissimo. Ok? E poi abbiamo su Gabbaneddu, che è un giubbotto in orbace, Questo che con le vediamo, maniche e esatto, sì, proprio sì, quello, con le maniche e le decorazioni sulle tasche in velluto liscio nero. E esatto, sempre poi saberrita, ovviamente. arrotolata davanti. Qua si vedono proprio il dettaglio anche delle Delle tasche tasche, sì. con l'inserto in velluto. Lo vedete, ci sto passando davanti con il mouse e proprio comunque in basso, quasi al centro della foto, proprio a fianco alla donna, appunto alla camicia della donna, e si vede proprio appunto, è evidente che si trattasse di un uomo benestante se poteva permettersi di usare il velluto, che comunque all'epoca era comunque un tessuto abbastanza costoso, e lo potevano utilizzare anche solo per una decorazione. Quindi diciamo che in questo senso proprio era evidente appunto il mostrare il proprio status sociale. Ok. Esatto. Perfetto, ecco qui abbiamo proprio tutto Anche l'abito. lì si vede bene, sì, l'abito completo. Sì. Esatto, ecco, e anche qui. Sì. Benissimo, benissimo. Qua appunto si vede anche che stanno suonando, quindi sicuramente vi stavate C'è un preparando. organetto, c'è un ragazzo del gruppo che suona l'organetto. Ecco, benissimo, perfetto, perfetto. Ovviamente, come avete potuto vedere, non è che abbiamo tanti gioielli perché eravamo un paese povero,
quindi purtroppo i gioielli non c'erano. Io indosso la ganciera, che è un gioiello tipico della zona, Ok. però come Adesso altri gioielli. Ok, prima di andare a vedere la ganciera volevo appunto dare spazio un istante appunto alle domande che ci sono. Allora, Marco ha chiesto sfilate per Sant'Efisio? Sì, abbiamo sfilato negli anni passati per Sant'Efisio, sì, esatto. Ok. Allora, per coloro che ci seguono da fuori, Sant'Efisio è una celebrazione che avviene ogni anno, a parte, ahimè, l'anno scorso che sfortunatamente per il coronavirus non Penso che l'hanno. anche quest'anno. No, dai, speriamo, teniamo le dita incrociate, speriamo. Ad ogni modo, si tratta di una celebrazione in onore del santo, appunto, Sant'Efisio, che all'epoca della peste, quando appunto c'era stata la peste anche a Cagliari, era stato fatto un voto da parte del sindaco e dell'arcivescovo che aveva promesso che se Sant'Efisio ci avesse liberato dalla peste, l'avremmo celebrato per tutti gli anni a venire. Di conseguenza, esattamente dopo secoli, noi stiamo ancora celebrando Sant'Efisio. Durante la celebrazione tutti i gruppi folk di tutti i paesi, o comunque della stragrande maggioranza dei paesi della Sardegna, vengono appunto a sfilare con i loro abiti e a precedere l'uscita della statua che viene portata da Cagliari sino a Nora, ok, l'antica città romana, dove poi appunto viene celebrata una messa e poi ritorna indietro. In questo tragitto ci impiegano 3 giorni a farlo, ed esce il 1° maggio e ritorna il 4 maggio, ok? E quindi appunto tu ci dicevi di tanto in tanto appunto precedete l'uscita del santo, quando appunto riuscite ad essere presenti a Sant'Efisio, giusto? Certo, esatto. Ok. Beh, già anche il nostro primo gruppo folk di Don Raimondo De Muro sfilò negli anni 60, proprio abbiamo tutte le foto che poi vedremo, quindi siamo stati presenti già da Certo. tempo. Sì. Certo, immagino comunque l'onore anche per voi, immagino che sia una bella esperienza appunto avere la possibilità di partecipare, giusto, alla Sì, sfilata. esatto. Poi Sant'Efisio, diciamo che devi fare la domanda, fanno turnare i gruppi perché magari in un paese ci possono essere più gruppi folcloristici, quindi si fa un po' a turno. Ok, Esatto. quindi comunque non tutti i gruppi del paese partecipano, ovviamente anche per una. Non è detto che possano sfilare tutti e due i gruppi insieme, dipende un po' da come accettano le domande. C'è anche un minimo Certo. di persone a seconda dei gruppi, quindi diciamo che c'è un po' di burocrazia dietro questa Vabbè, anche perché davvero sono tantissimi, altrimenti veramente già ogni anno Sant'Efisio esce sempre in ritardo, noi lo aspettiamo a mezzogiorno e puntualmente ne esce all'1 perché siamo veramente tantissimi. È bellissimo ovviamente vedere tutti i gruppi folk, però immagino che appunto anche dall'organizzazione abbiano difficoltà a certo, partecipare tutti. Perfetto. Ok, quindi assolutamente. abbiamo un'altra domanda e poi passiamo ai gioielli. Quindi abbiamo Carlo Alessio Cozzolino che dice: che meraviglia questi abiti, complimenti a tutte le persone che tengono vive le nostre tradizioni. Quindi ancora complimenti. Una domanda: qual è l'importanza dei colori negli abiti tradizionali? Che significato assumono? Allora, come significato non c'è un vero e proprio significato, diciamo. Sono delle usanze che si tramandano. Noi abbiamo trovato questi abiti, alcuni pezzi di broccato, alcuni pezzi di gonne e da lì abbiamo ricostruito, però un significato, come per esempio può esserci nell'abito da vedova che è nero, e sappiamo Ok, perché è nero, perché è da vedova. Negli altri certo. abiti non c'è un vero e proprio significato. Diciamo, nel nostro paese si usavano questi colori e da lì abbiamo tramandato. Poi continuiamo le ricerche per riuscire a saperne sempre di più, ma non è semplice, credetemi, non è semplice, però noi ci proviamo costantemente.
Certo, certamente, assolutamente. Grazie mille, grazie Grazie per i complimenti. Carla. Perfetto, ok. Allora, a posto così, quindi direi che possiamo vedere la tua ganciera, ok? In Esatto, modo sì, che sì. così ce l'ho. Ok. Eccoci, questa appunto è la ganciera, che appunto è questo gioiello, giusto? Che, perché voi non avevate altri gioielli, mi dicevi, perché appunto come Allora, paese. esatto, se eravamo un paese povero, quindi non possiamo essere pieni d'oro, come magari lo ritroviamo in Quartu, in Cagliari, in Assemini, che erano già paesi più ricchi e quindi esibivano tutto l'oro. Noi purtroppo eravamo un paese povero, quindi se ci mettessimo tutto l'oro addosso, anche adesso per le processioni, non sarebbe veritiero. Certo, Quindi, certo. certo, qualcosina la mettiamo, come in questo caso la ganciera, perché sappiamo che era un gioiello tipico della zona, però non possiamo strafare. Ovviamente, era un In gioiello in argento, argento. ovviamente, questa ganciera, Esatto, e poi c'erano alcune pietre leggermente incastonate, preziose esatto. incastonate in questi fiori che vediamo. Ho Sì, capito, ho capito. E veniva cucito, giusto? Veniva cucito direttamente sì, al suo osso? Oh, esatto, così è più stabile, ovviamente. Poi si perfetto. apre al centro, però io in questo caso poi ovviamente si chiude, però volendo si apre per infilarlo comunque. Certo, certo, benissimo, benissimo, perfetto, perfetto, grazie, grazie tantissime. Quindi a questo punto ti volevo chiedere, diciamo, volevo appunto anticipare il discorso dei gruppi folk, perché appunto è evidente che hanno un'importanza fondamentale nel tramandare le tradizioni. Ecco, quindi diciamo il gruppo folk in Sardegna appunto è un elemento fondamentale per tutte le comunità. Praticamente ogni paesino, ogni paese, anche ogni città della Sardegna ha il suo gruppo folk, se non a volte anche più di uno, Eh ok? sì, E questo appunto è perché serve a tramandare la tradizione dei secoli precedenti alle generazioni successive, quindi tenere vive, come in questo caso, grazie agli abiti, grazie alle musiche, ai balli, che appunto adesso andremo a vedere, proprio perché ovviamente devono sopravvivere in qualche modo. Giusto, certo. quindi allora, quindi intanto ti volevo chiedere, appunto andiamo a vedere il Il video video? esatto, di quando appunto, giusto proprio per farvi capire esattamente di cosa si tratta. Ok, allora datemi un istante che così Sì, faccio. questo video che andremo a vedere è un ballo che facciamo, che è Sannanza. Ok, che se non erro è quello con cui voi avete vinto, giusto? Sì, esatto, nel 2015 abbiamo vinto il primo posto al Festival del Folklore Regionale a Bellevue, proprio con Sannanza. E andiamo orgogliosi di questo. Eh beh, ci credo, è stata comunque un'esperienza, posso immaginare, decisamente spettacolare. Ecco, quindi adesso andiamo a vedere appunto qualche minuto di questo video.
Nuove generazioni, vecchie. Eccoci, bellissimo, bellissimo. Io rimarrei a guardarlo per ore perché siete veramente, veramente bravissimi, davvero. Grazie. E c'era un po' di ritardo tra immagini e musica, cioè almeno io lo vedevo così, poi non so se anche da casa. Ah, ok, Quindi speriamo, non- appunto, la connessione oggi effettivamente è leggermente ballerina. Ho notato anche io a volte dei ritardi, però da qua no, ma perché appunto forse lo stavo facendo partire io. Però intanto veramente, magari solo io. intanto veramente volevo ringraziare il gruppo Folk di Circus Donigala anche appunto per averci permesso di utilizzare il video all'interno della loro pagina Facebook. Quella che abbiamo visto era la pagina Facebook del gruppo Folk Circus Donigala, che ci ha gentilmente concesso l'autorizzazione a utilizzare questo video, che era spettacolare, davvero. Grazie, Ok, grazie. Sì, in perfetto. effetti il nostro gruppo folk è proprio la continuazione del primo gruppo folk formato negli anni 60 dal nobile Don Raimondo di Muro. Dovresti avere anche qualche foto che ti ho mandato proprio di quelle antiche, Perfetto. così ti spiego un po' meglio. Ok, ecco, questa appunto è una delle foto. Esatto. Sì, Ok, questo gruppo folk diede la svolta per quanto riguarda i balli figurati e mimati, poiché all'interno di ogni ballo si raccontava un fatto accaduto oppure un'usanza del paese. ok. Addirittura nel 68 vinsero il terzo posto in Tunisia al Festival del Folklore Mondiale. Non è da poco, non riusciamo neanche ad andarci ora in questi festival, figuriamoci nel 68 riuscire ad arrivare a un festival del folklore mondiale e addirittura arrivare terzi, Beh, non è da poco, diciamo. E certo. nel 66 parteciparono anche al Festival del Mediterraneo in Spagna. Ho tutte queste testimonianze perché mio padre faceva parte proprio del gruppo folk. Ah, ecco, quindi lui faceva parte del gruppo folk all'epoca in cui Don De Muro ha appunto ha creato questo gruppo e Sì. ha organizzato, quindi è stato lui appunto a fare tutte le ricerche per quanto riguardava anche, cioè è stato anche grazie a lui che comunque avete fatto le ricerche per quanto riguardava l'abito. Sì, assolutamente. Ok, Assolutamente. Mio padre benissimo. aveva 10 anni all'epoca che erano in Tunisia. Caspita, Sì, ecco, e quindi queste esatto. sono alcune delle foto dell'epoca, diciamo, di quando appunto il gruppo folk era stato creato, giusto? Sì, esatto, sì. Ok, benissimo, bellissimo. Quindi mi immagino comunque l'esperienza anche appunto per tuo padre, per essere andato comunque lì. Sì, sono delle belle esperienze, dei bei racconti. Certo. Poi purtroppo non ci sono magari tante foto o video perché all'epoca era un po' impossibile riuscire a fare
foto, video, come magari è molto più facile adesso, però purtroppo ci dobbiamo accontentare di quel poco che abbiamo. Assolutamente, assolutamente, benissimo. Ma Quindi raccontaci un pochettino invece quindi di quali sono questi balli che appunto che voi fate, perché ci parlavi del fatto che alcuni balli rappresentano un'usanza o comunque in qualche modo sono correlati con l'usanza sì. del paese, giusto? Certo, sì. Guarda, il Ok. primo ballo è stato proprio quello della croce, che è in onore di un'usanza che si faceva per la festa dei Bagadiusu. Questa. Anticamente sì, una signora fece una promessa alla Madonna dove diceva che se avesse guarito sua figlia dalla peste avrebbe fatto questa croce del pane ogni anno. E Ok. quindi questo ballo è stato fatto proprio in onore di questa croce e veniva eseguito facendo la croce ballando. Ah, ok, Molto di quindi più. quando ballavate, create, Si perché creava lo la croce. suppongo, una croce. Esatto, sì, sì, sì. Poi Ok. abbiamo anche il ballo del pastore, che è fatto da soli uomini, con saiste verdi. È un vestiario fatto dalla pelle di pecora, sì, qui vediamo Ok. ancora la croce di pane. Appunto, sì, sì, qua stavo ancora guardando la croce del pane, quindi diciamo, se ho capito bene, è stato, prima di tutto c'è stato il voto fatto da una signora che ha chiesto appunto di salvare la figlia e ha promesso che avrebbe fatto questa croce di pane. Poi Sì, successivamente avete creato Saveste Bagariusu, che significa la festa dei single, diciamo, giusto? In sardo? esatto, sì. Ok. No, in effetti l'ho menzionata ma non ne ho parlato. Se vuoi ti spiego cos'era questa festa. Sì, esatto, perché sono Pra- bellissima. Allora, praticamente con l'andare del tempo, la preparazione di questa croce era diventata proprio una sorta di festa. Ah, infatti durava una settimana. Diciamo che negli intervalli, quando mettevano la pasta del pane a lievitare, si Anche perché ci approfittava per... voleva tanto, immagino, per creare questa croce gigantesca. Certo. E in Ok. in queste pause si approfittava per andare a ballare e cantare. E conquistare anche qualche ragazza, perché no? Cantando insieme Sandy Mironnai. Sandy Mironnai prende proprio la parola dal verso che viene ripetuto in coro durante questa sorta di corteggiamento. Anche gli uomini andavano a prendere le donne per ballare, insomma, c'era proprio il ballo sardo è anche questo, è anche passione, riuscire ad emozionare e si Beh, usava anche per conquistare. certo, certo. E Ah, quindi praticamente lì erano, cioè, praticamente partecipavano, diciamo, tutti quanti i single che volevano andare appunto a cercare moglie o marito e quindi si incontravano durante la festa dei questo ballo. Bagariusu, sì. Ma Ok, vi dico ok, anche un perfetto. piccolo aneddoto, non so se magari mio padre si arrabbierà, Assolutamente sì. però Siamo ci curiosissimi. tengo. Mio padre, quando insegnava a ballare al gruppo folk, praticamente Sì, c'erano anche i miei zii che ballavano. E mio padre, siccome sapeva che conosceva la sorella, ovvero aveva adocchiato questa donna, che era la ok, sorella dei miei zii, ovvero mia madre. Quindi cosa giusto. fece? E arrivò alle prove e disse ai ragazzi, ci servono donne, quindi chi ha sorelle o cugine, le porti alle prove. Mio padre con l'occhio lungo, aveva visto lungo Ovviamente, già. bravo. Quindi i miei zii portarono mia madre alle prove il giorno dopo e mio padre cosa fece? Ne prendo una a caso per fare le prove e prese mia madre. E così Ah. nacque l'amore. Ah, perfetto, perfetto. Quindi proprio Galeotto fu il ballo. Esatto, Galeotto fu il ballo sardo, sì, esattamente. Bellissimo, bellissimo, bravo, bravo. Quindi complimenti al signor Lai che ha saputo utilizzare nel modo più giusto il ballo sardo. Ottimo, ottimo. Sono uscita Perfetto. fuori dal campo, torno subito ai balli. Stavamo parlando. È bellissimo, sono questi aneddoti che proprio rendono poi la tradizione quello che veramente è, assolutamente. Tra l'altro abbiamo Certo. qua anche una domanda che Claudia Cozzolino chiede, una domanda per Melania, chi ti ha insegnato i primi passi? Beh, mio padre.
Ecco, appunto, quindi ovviamente, ecco, mi sembrava tra l'altro quando l'ho vista proprio poco fa e aspettavo il momento giusto, quindi è stato tuo padre che ovviamente era già faceva appunto ballo da quando aveva 10 anni, giusto? Perché era partito Sì, in Tunisia e quindi appunto sì. era più che competente e lui è stato a insegnarti. Ma e quanti anni avevi anche tu quando hai cominciato poi a ballare? Eri piccolissima, immagino. Beh, le prime processioni ho delle foto che risalivano avevo 4 anni. Addirittura 4 anni, bellissimo, bellissimo, quindi Sì. beh. Beh, hai potuto vedere anche dalle altre foto delle bambine che abbiamo nel gruppo, che sono solo una parte ovviamente perché non sono riuscita a mandarti tutte le foto, però abbiamo tantissime bambine anche piccole, neonati, li portiamo tutti perché cerchiamo comunque di inculcarglielo già da prima, cioè scusami, Certo. già da presto. Assolutamente sì. E mi sembra proprio il modo giusto proprio per rendere una tradizione una parte fondamentale della nostra vita. Benissimo, Certo. benissimo. Perfetto, ok. Allora, a posto così, quindi andiamo subito a vedere adesso appunto anche altre foto degli altri balli, così ci racconti, perché ci stavi raccontando anche di un altro ballo, Sì, allora giusto? stavo dicendo sì del ballo del pastore, Ok. che è fatto da soli uomini con 6 stebeddi, che è un vestiario fatto proprio dalla pelle della pecora. Perfetto, ecco qui abbiamo altre foto antiche appunto Sì, di questo. esatto. In Ok. questa foto c'è anche mio padre, anche in Ah, questa. sì? E Comunque, qual il ballo del è? pastore, scusami, come? Dicevo, facci vedere qual è tuo padre, a questo punto siamo Allora, curiosi sì, di mio vedere. padre, metti l'altra foto che posso illustrarlo meglio. Sì? È il primo alla mia destra, quindi non so Nella se da te sia a sinistra. Prova a mettere il mouse. Quindi questo? No, l'altro, Questo, quindi ok. all'altra parte. Esattamente, quello è Perfetto, mio padre. perfetto. Benissimo, benissimo. Ok, quindi quello è tuo padre. Sì, Caspita, ok, perfetto. Quindi anche qui giovanissimo che appunto era appena tornato o stava andando in Tunisia, mi sembra di capire, giusto? sì, gli anni sono sempre quelli, esatto. Ok, Comunque, perfetto. quando c'era questo ballo del pastore, Sì. praticamente uno al centro cantava e a loro volta cantavano anche gli altri un po' a mo' di sfida, diciamo. Una volta finiti i canti si iniziava proprio con questo ballo movimentato e saltato. Poi abbiamo anche su Ballesa Sposa, dove i ballerini si cointendevano la più bella del gruppo, esibendosi nei migliori virtuosismi. Poi c'è anche il ballo del serpente. Il ballo del serpente è un po' religioso, diciamo, perché simboleggia, è in riferimento alla perenne guerra tra il bene e il male, quindi tra Dio e il diavolo, e veniva eseguito con dei campanacci e delle maschere per gli uomini, ovviamente. Ma Oh. diciamo, ecco qua una foto, questa è di Bellevue, diciamo che il nostro punto forte è Sannanza. E proprio con questo ballo, come dicevo, che abbiamo vinto il primo premio nel 2015 al Festival regionale del folklore a Bellevue. E ne Questa è andiamo proprio fieri. una foto con cui Sì, mentre stava. questa era proprio a Bellevue. Ah, bellissimo, bellissimo. Ecco, questa immagino che sia un po' più giovane come foto, recente. Sì, sì, Ok, sì. Poi abbiamo anche perfetto. Subasso d'Orrao, che viene chiamato anche ballo campidanese, ed è composto da Subasso a Puntao, Subasso di entrata, per citarne giusto qualcuno. Oltre ai passi e base, anche qua si possono fare tutti i virtuosismi, dipende un po' dai ballerini, come questo virtuosismo che sta facendo mio fratello che ha i piedi in aria, praticamente, Esatto, non ma so se proprio si... quello mi sono soffermata proprio per questo motivo, perché stavo vedendo in questa foto che è stato proprio preso in pieno mentre era in. L'attimo giusto. Esatto, 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 bellissimo, bellissimo, bravissimo tra l'altro, è evidente appunto che ce l'avete nel sangue questo, ma appunto sono sicura che veramente tutti i ballerini comunque riescono a fare appunto diversi virtuosismi proprio perché dopo tanti anni, se veramente tutti quanti voi imparate quando siete così giovani, negli anni ovviamente riuscite ad avere una competenza tale da potervi permettere, diciamo, mentre state ballando, di aggiungere anche delle altre figure. Sì, Mi sì, sembra ovvio. Ecco, quindi esatto. appunto Sì. mentre state sfilando e mentre Sì, la state prima foto in alto è una processione. Vede, da perfetto. una parte sfilano tutti gli uomini, da una parte tutte le donne, al centro una coppia,
ci sono sempre 2 persone che reggono lo stendardo. Ok, che appunto è questo quello che vediamo proprio in primo piano. Ho Sì. capito, Sì. bellissimo. E qua questa è la foto dove possiamo vedere tutte le differenze anche degli abiti, quindi tra Sì. appunto tra gli abiti di Siurgus e gli abiti di Donigala, ok? Sì, 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 Anche esatto. Anche qua si vede bene la differenza dell'abito maschile, ad esempio, ma anche dell'abito femminile. esatto, esatto. Benissimo, benissimo, davvero, davvero complimenti, complimenti sia per tutte le ricerche che per tutti i balli, perché comunque è un modo veramente bellissimo proprio per portare avanti le nostre tradizioni. Grazie, Sì, grazie tantissime, davvero, è un perfetto. piacere, è un piacere. Benissimo, allora direi che siamo quasi alla conclusione, volevo vedere se ci Sì. sono delle altre domande o commenti, fate pure, chiedeteci, Carlo dice appunto devo iniziare a ballare il ballo sardo, è evidente, ha deciso perché credo che se aveste magari io possa averlo in qualche modo, Attenzione, baga di usu. Pagadiuso, scusami, hai perfettamente ragione Melania, io purtroppo ovviamente Se poi non sottolineo queste cose mi richiamano dalla regia a casa, devo stare attenta. per carità. Oggi ho un fardasso di responsabilità addosso che non te lo sto neanche a dire. Posso immaginare, posso immaginare. Diciamo, a mia discolpa c'è da dire che comunque, a parte che purtroppo non conosco benissimo il sardo, ma c'è da dire anche che diciamo che cittadina che vai, sardo differente che trovi, come si suol dire. E quindi perché È colpa ecco. mia. Esatto. E lei quel poco di sardo che so, lo so grazie a Barbara che essendo di Assemini, quindi una città differente da Siurgus Donigala, Da noi si dice Bagaria. ecco, e quindi è quello, visto, non è colpa mia. Ci sono 1000 dialetti in Sardegna, quindi Esatto, le quello differenze sarà sono tantissime. infatti, sarà un argomento, speriamo, per un'altra diretta in cui comunque potremo veramente affrontare tutte quante le differenze, perché davvero se ci sono differenze nei vostri abiti, nonostante praticamente fate parte dello stesso paese da 100 anni, figuriamoci appunto nella lingua che è anche molto viva. Sì, anche nel dialetto abbiamo differenze tra Siurgus e Donigala, sono minime, però ci sono. Ah, ecco, addirittura. Sì. Tipo, facci un esempio, giusto perché adesso ormai sono curiosissima. Allora, un esempio è la pietra, no? Che a Siurgus si dice pelda con la L, invece a Donigala si dice perda. Ah, Sì, la L si sostituisce con la R. Caspita. esatto, sì. Io poi, mio padre è di Donigala e mia mamma di Siurgus, quindi Quindi sono un sei, mix. sei veramente Devo stare attenta a non espormi troppo da una parte o dall'altra. Ma dai, sono sicura che dopo tutti questi anni comunque ormai sarete super affiatati. Sì. Assolutamente. Perfetto, abbiamo una domanda. Marco chiede: si può far parte anche se di altri paesi? Del gruppo folk, intende? Penso di sì. Allora, in teoria ogni paese dovrebbe avere i suoi componenti del gruppo folk, quindi io sono nel gruppo folk di Siurgus Donigala perché sono di Siurgus Donigala. Okay. Ovviamente anche a noi ci è capitato magari per qualche processione qualche ragazza magari di un altro paese che ci chiedesse posso sfilare con voi almeno il giorno per provare l'emozione di avere un nostro abito e quindi si può fare, ovviamente non può far parte del gruppo folk, ma magari per una processione, per un evento, sì, certo. Okay. Noi ci capita anche di prestarlo qualche abito, magari se io non posso sfilare per motivi lavorativi, perché lasciare l'abito fermo a casa? Certo. Lo prestiamo naturalmente con le dovute attenzioni perché è un qualcosa a cui teniamo molto, però
si può. Certo, certo. Quindi insomma Marco, sostanzialmente potresti andare un giorno a fare una processione con loro, però per far parte del gruppo folk cosa deve fare? Deve sposare una donna di Siurgus Donigala? Lo potete prendere in adozione? Esatto, così, Ok, sì, sì, ok, sì, sì. allora Marco, eventualmente quella potrebbe essere una soluzione. Mi sembra di capire. Sì, comunque il sindaco è uno, il sindaco di Siurgus Donigala è Sì, uno. sì, perché il comune è comunque uno, il comune è uno. Esatto. Però Siete abbiamo 2 cimiteri, per esempio. Ok, diciamo che siete a tutti gli effetti a livello ministeriale, amministrativo, un unico paese. Sì, sì, Avete sì, eventualmente qualche tradizione differente, sì. appunto, come però Abbiamo 2 cimiteri differenti, 2 patroni differenti, quindi però il comune è uno, cioè il paese si chiama Siurgus Donigala, quindi il perfetto. paese è uno. Beh, io trovo che sia appunto un'ambivalenza bellissima perché appunto vi rende ancora più ricchi, diciamo, quindi Sì, sì, è vero. perfetto. Benissimo. Allora, diciamo grazie a tutti, grazie innanzitutto a Melania, Grazie a voi. al gruppo Folk Siurgus Donigala per le foto, il video e tutta la collaborazione perché è stato veramente una cosa importantissima, preziosa e ricchissima, appunto quello che ci avete permesso di fare e vi ringraziamo tantissimo davvero. Ovviamente appunto seguiteci, continuate a seguirci sulle pagine Facebook e Instagram di Genna Tours, anche sulla pagina Facebook del gruppo Folk Siurgus Donigala, perché così se volete approfondire penso che loro saranno più che felici di darvi ulteriori informazioni. E la prossima diretta sarà la prossima settimana, il 19 febbraio, sempre alle 21, d'accordo? Quindi grazie tantissime, grazie ancora Melania Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie ancora. davvero e buona serata a tutti. Grazie. Ciao, Buona serata a tutti, grazie. Ciao, ciao.